Pronto? Pronto? Giovanotto di 93 anni, tanti auguri. Grazie, però io voglio sapere lei chi è? Chi è Illo? È a guido della Costa La Menola. Uno della Costa La Menola. Chi ha uno della Casiniette, Seniette della Costa La Menola però. Aspetta, tu sei Angelo Siciliano? Eccolo qui, tanti auguri anche dallo palermitano. Grazie. Sento che lo Ruganetto... Come stiamo? Come ci comportiamo? Noi ti seguiamo, veniamo appresso a te. Sì, Piano, però veniamo appresso a te. sì. Tu hai aperto l'Africo e noi la lariamo. E che mi fa? Comunque ti sento bene, eh? No, tutto a posto. Oggi non giova a Montecalvo, no? No, ma io non ce la faccio perché non faccio festa del compleanno, no. Ah, non te la fanno la torta piccola? No, non la fanno la torta, no, perché sai perché lo riempie malamente e che piove sempre. Vabbè, ma tieni a Serafino, tieni lo parente che sta a Reggio Tratturo, no? Non lo sanno che oggi è il tuo compleanno? Ma senti che io tengo 6 amicizio e non posso fare le strette, che no. quando si picchiano corla poi. No, ma tu a tre te le puoi fare, dici oggi vengo da te e mi fai una torta all'ananas, domenica vado in guidata e mi fa la torta con le sausicchie. No, non la giuro da fare proprio della festa. Ah, niente, va bene, allora comunque... La famo, alla prossima, a quando che viene. A quando che viene. Ruganetto come sta? Ruganetto va sempre in movimento. Allora io per il tuo compleanno, ma tu non lo puoi vedere, io metterò in tubo quello video che registrammo nel 2016, che tu suonaste lo silenzio, suonaste con lo Ruganetto, facevi le suone che da soldato suonava con la tromba. Allora, Fuoco, io poi lo metto in tubo e ti avviso. Spero che qualcuno te lo fa vedere, insomma. Allora poi mi fai sapere, capito? Ti faccio sapere, dai. Comunque ma caso la paglia e l'ota non se ne fanno più per la sauda, no? Ma che buono facciamo, Niente, se facevano le cadenare paglia e l'ota. Sì. Pure le pagliare, facevano le mura le pagliare. Sì. E le pomodoro, hai messo il pomodoro già o no? Ancora no? No, le pomodori non gli andate perché dopo io non tengo tempo, non assisto e seccono. Vabbè, ma 3-4 chiante le puoi mettere dove le tenive 3 anni fa. Quando esco me la accatto un mezzo, quindi il pomodoro sta un grado di 8-10 ore. Ah, e la gallina calzolina la tiene ancora? E la gallina che fa l'uovo, le galline che fanno l'uovo sta un grazie di Dio. Ma tiene ancora la calzolina? Sì. Ah, mi fa molto piacere, dai. E l'erba del Lucchinino la mette ancora in una rassicale? Sì, la tengo la riserva. Bravo, poi quando veniamo la veniamo a vedere. Dottore, che ti pare quel dottore che c'hai tu? Quale dottore? Quello dottore che volete l'erba. Ah, tutto bene, io poi la metto pure quella in dallo tubo. E ne parliamo poi, va bene, ti fai i complimenti. Ti fai i complimenti. Me lo saluti, Senz'altro, allora io ti abbraccio, saluti e auguri anche da mia moglie. Grazie. Poi ci famiglia, Ecco, non ti preoccupate quelli che tienen la ietticia, come si diceva. Dice qui non tiene ietticia. Ma la ietticia cos'era? Una malattia? Era una malattia, era. Ma arrivavano gialle, com'era? C'era malattia di fegato? C'era come le fiore di gineste. Sì, quindi tenevano praticamente una itterizia, l'itterizia. Va bene, allora noi ti abbracciamo. Bene, ciao. Buona giornata, ci sentiamo tra qualche giorno per vedere come l'hai passato il pomeriggio. Va bene. Grazie, un abbraccio.